Mentre in Italia si parla ancora di zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, mentre la Germania pensa ad un nuovo lockdown anche dopo la fine di questo successivo lockdown, in Cina la situazione sta migliorando, con un ritorno alla normalità graduale. Questo come è possibile? Come ha gestito l'emergenza sanitaria la Cina nelle ultime settimane? Per il massiccio intervento del governo dopo una primaria titubanza di qualche settimana, perché non si era ben capito cosa stesse accadendo, e questo naturalmente nel mese di gennaio. Poi dal 23 gennaio si è capito che si trattava di una cosa di una grande, enorme gravità, e lì c'è stato un intervento massiccio del governo cinese, tanto è vero che ha speso 360 miliardi di dollari per arginare questa emergenza del coronavirus, e ha arginato praticamente il problema all'interno della regione, grande provincia di 60 milioni di persone, del Hubei, che ha per capoluogo Wuhan con 11 milioni di persone. Quindi è stato applicato un sistema rigidissimo di controllo, nessuno deve uscire, nessuno usciva, altrimenti ti ammazzo. Questo insomma, il sistema è molto rigido, non siamo di fronte a una democrazia dove noi pensiamo che ognuno può fare quello che vuole, eppure non dovrebbe farlo, perché oggi anche opporsi al vaccino è un grosso problema, è un grosso pericolo. Quindi in Cina non si può dire neanche lontanamente che ci sia un movimento che si oppone al vaccino, perché sarebbe una cosa addirittura antipatriottica. Quindi hanno riaperto i ristoranti, hanno Hanno riaperto le riaperto, sì, discoteche. solo le scuole sono rimaste ancora in forze, le università, ecco, tutto il sistema così, diciamo, della comunicazione culturale, i musei, perché bisogna evitare gli affollamenti in ambienti chiusi. Ma per quanto riguarda anche le stesse discoteche, i cinematografi, i centri commerciali, i ristoranti, ovviamente sempre con le dovute accortezze. Per esempio la mascherina lì è d'obbligo, ma da una settimana, 10 giorni, si sta tentando di capire, di vedere se veramente c'è stato un controllo totale del virus, e quindi di consentire la possibilità di andare all'esterno senza la mascherina. Un laboratorio dell'esercito ha prodotto un vaccino che sembra molto efficace, sull'ordine del 94-95%, e altri vaccini, altri due vaccini sono stati prodotti da case farmaceutiche miste tra il privato e lo Stato, che ha investito somme ingenti, tanto è vero che abbiamo detto 360 miliardi di dollari, ma sono soltanto quello che hanno speso fino ad ora, e ancora dovranno affrontare una situazione che non è più di emergenza, ma è latente. Sul fronte dei diritti umani invece arrivano ancora tanti attacchi alla Cina da parte del mondo occidentale, soprattutto per quello che è successo di recente a questa blogger che avrebbe diffuso dei dati sensibili cinesi al governo americano e in una situazione ovviamente di pandemia, di grave difficoltà per la Cina. Lei come ha letto questa vicenda? Prima di tutto che bisogna valutare cosa sono i diritti umani. Ci vorrebbe una lista di quali sono i diritti umani, perché anche l'Europa, l'Unione Europea, calpesta alcuni diritti umani, altrimenti non ci sarebbe un tribunale europeo. No? Vuol dire che certe nazioni europee calpestano dei diritti umani. E cosa si può dire di quello che è accaduto negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti, che l'ONU ha denunciato proprio l'aver calpestato al massimo i diritti umani, separando i bambini degli immigrati clandestini sudamericani dai genitori. Adesso c'è un grandissimo caso in America che deve Biden interessarsi per una delle prime cose, perché i bambini, migliaia di bambini, sono stati separati dai genitori, non si sa più dove sono finiti, perché una parte li hanno dati già anche in adozione, bambini di 2 anni, 3 anni, 5 anni, fino ai 14 anni. Sono migliaia, è una cosa, questi diritti umani, è una cosa bestiale. È il caso della blogger E cinese della blogger invece? cinese è una stupidaggine. Mm. È una stupidaggine al confronto di quello che ho detto ora degli Stati Uniti. Perché? Perché questa blogger dice di essere un avvocato, poi si è appurato che non è vero, aveva studiato legge fino a un certo punto. No. Poi si è data al giornalismo, ma lì se non sei registrato non puoi fare attività di informazione. È una legge come da noi, magari più rigida in passato, che se non eri iscritto all'ordine dei giornalisti non poteva esercitare la professione. Ma la cosa grave è che lei, durante il momento dell'epidemia
più forte a Wuhan, cosa ha fatto? Si è trasferita da Shanghai, dove abitava a Shanghai, ha filmato con il telefonino la città deserta ed altre situazioni, la polizia, quello che era, insomma, secondo lei interessante, per cederle poi a una società con base a Hong Kong, gestita dalle associazioni religiose americane che poi le hanno passate negli Stati Uniti, questi filmati e le informazioni, alla CIA direttamente, essendo questa organizzazione controllata dal governo americano, quindi da Quindi servizi un'immagine segreti. distorta della Cina data ai peggiori nemici della Certo, Cina. no, apposta, quindi di proposito, come la stessa cosa è stata fatta in alcuni casi di Hong Kong, dove non è stata spiegata la situazione. Quindi, di più, questa signora, questa giovane, a 37 anni, è stata più volte fermata dalla polizia perché è andata oltre dove era l'off limits, dove non si poteva andare per le ragioni stesse del contagio, del lockdown, no? E lei è andata ugualmente, quindi si è accumulata un 4-5 denunce, tra cui anche offese a pubblico ufficiale, ha rotto non lo so cosa, delle tazze alla polizia quando l'hanno fermata, ha dato insomma in escandescenze. Ecco, quindi è un caso che va visto e Va studiato, ridimensionato, va anche qui ci è arrivato un ridimensionato. messaggio che non è veritiero.